Il 2024 per la casa circondariale di Vicenza inizia con il botto. Decine di migliaia di euro di danni sul tetto a causa di un detenuto che appunto ha danneggiato i pannelli solari. Il 2024 per la casa circondariale di Vicenza inizia con il botto. Il caso del detenuto che salito sul tetto del nuovo padiglione ha devastato l'impianto fotovoltaico del carcere diventa politico. A intervenire la Lega con la consigliera regionale Silvia Maino, che chiede che gli agenti di polizia penitenziaria possano lavorare in modo più sicuro. Gli agenti di polizia penitenziaria chiedono maggior rispetto, chiedono tutele e anche in questo caso ancora una volta chiedono di essere autorizzati ad utilizzare il taser. I nostri sistemi detentivi italiani sono fallimentari, non funziona così, non funziona né l'aspetto di deterrenza, non funziona nemmeno tutto l'aspetto del recupero del detenuto. Tra aggressioni e manifestazioni di protesta da parte dei detenuti, gli agenti hanno bisogno di lavorare in modo più sicuro. Per questo la consigliera regionale Silvia Maino torna a riproporre di dotare la polizia penitenziaria di taser. Nel 2022 a settembre si contano 9 aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e 14, ripeto, 14 manifestazioni di protesta collettiva. Gli agenti non si sentono sicuri e con il taser, che è un elemento di grandissima deterrenza perché consente da 3 a 9 metri di poter intervenire senza causare danni fisici al detenuto, potrebbero lavorare e sentirsi più in sicurezza nel loro ambiente. Grazie a questo governo finalmente ogni casa circondariale ha avuto il suo direttore in servizio stabile. Parliamo di Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo e Belluno. Adesso è ora di passare al taser, è ora di garantire agli agenti di polizia penitenziaria di lavorare in sicurezza.